Poco meno di un'ora ma il maltempo e le forti raffiche di vento che nel primo pomeriggio si sono abbattute anche sul veneziano hanno già provocato danni. A Spinea è stata colpita soprattutto la zona di Villaggio dei Fiori. Un grosso arbusto, forse secolare, è caduto sopra alcune auto parcheggiate lungo la strada, circa una decina, distruggendole, come si vede in queste immagini girate da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena. Nessuno è rimasto ferito. Meno grave la situazione a Mestre, dove un albero è caduto trasversalmente in via Einaudi, anche questa volta contro un'auto, altri a Zelarino. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, allertati soprattutto dalla terraferma, da dove sono partite le richieste di soccorso. Raffiche forti e disagi segnalati anche a Fusina. Nessuno è rimasto ferito, nemmeno in questo caso. Ma pioggia e forte vento si sono abbattuti anche su Chioggia, facendo cadere alcuni cartelloni, antenne dai tetti e rami. C'è stata anche una lieve tromba d'aria. Qualche danno anche a Cavarzere, con la caduta di pali del telefono e alcune lamiere.